Dove deve essere la casa? La vedete là? Vedi da qua? Il pallone buono lo shampoo. Mister. Allora signori, due parole. Vedi soltanto il mister ovviamente. Per quanto riguarda le reti, poi alzarli, ma bene, bocca al lupo ragazzi. Bocca al lupo. Signori, due parole più di Dai raga, concentrati! Occhio Davide! Ragazzi, giù, si batte. Andiamo. Ancora, ancora! Girati! Girati! In me! Rimani là, Simo, rimani là, di te! Sali, sali, bravo, batta, sali, alto. Alto il laterale, non in mezzo ai due, laterale. Laterale, apriti, apriti. Apriti, batta. Vieni, Simo, Simo, alzati. Occhio, no. Solo, solo. Buona, buona! Buona, Simo! Buona, Simo! Ancora, Simo! Ha picchiato prima o dopo? Cosa? Si ripete? Dopo, si deve ripetere. No, si cambia. Va bene, grazie. Batta. Buon Giordano. Le mani avanti. Ale, Ale. Nino. Serie di spunti da una parte e dall'altra in questi primi 2 minuti tra Academy Panormus e Academy Palermo, terza giornata del campionato Under 15 Elite siciliano. Siamo nel girone A, qui il mancino in porta dell'Academy Palermo che passa avanti con Lopizzo al terzo minuto davanti la porta, non sbaglia e batte Romano 1-0 per la squadra allenata da Salvatore Zammitti. E dunque la rete di Andrea Lopizzo che porta avanti i suoi in casa dell'Academy Panormus, squadra in tenuta giallo-rossa. Academy Palermo, tenuta bianca-azzurra, che passa con Lopizzo al terzo. Tutta devo uscire, signore! Girati! Di me! In linea! Academy Panormus con Romano in porta, dopodiché Giordano, Sanfilippo, Fiume, Mattia Gambino, Di Stefano, Di Benedetto, Intravaglia, Battaglia e Spina assieme a Scaffidi. In panchina a disposizione
di Salvo Giudice, c'è Biondo per la porta, poi Isgro, Ferrano, Traina, Lovoi, Mariolo, Melia, Zito e Campagna. Proprio i giallorossi si propongono con questo cross morbido, colpo di testa e un assist per Battaglia, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Tutto ciò in risposta al gol di Lopizzo, arrivato al terzo minuto per l'Academy Palermo, che è scesa in campo con Gagliano in porta, poi Andronaco, Anselmo, Cinà, Falsone, Gennaro, Giordano, Graziano, Lopizzo, Stagnitta e Trapani. A disposizione in panchina per Salvatore Zammitti c'è Calderone per la porta, poi Bernardo, Cordaro, Costa, Fuxa, Samuele Gambino, Pedivellano e Pisano. Arbitro della partita è Giovanni Duri della sezione di Palermo. Punizione per l'Academy Palermo, pallone largo, è stato cercato Giordano, ma il servizio è stato troppo lungo. Siamo in diretta da Villa Sant'Alfonso a Palermo, derby tutto cittadino tra la società satellite della Panormus, ovvero l'Academy, e l'Academy Palermo, ovvero l'ex Ribolla. Academy Palermo che ci ha provato, da una parte all'altra si arriva velocissimi anche per le dimensioni di questo campo, è più un campo a 9 che a 11, tant'è che l'area di rigore è grandissima considerando le proporzioni. Ci si arriva in un attimo dalla linea del fallo laterale. Qui potenziale occasione per l'Academy Panormus. Le indicazioni dalla panchina di Salvo Giudice. Sulla ribattuta, Lopizzo! Il pallone è morbido verso il centro dell'area, controllo e tiro debole di Scaffidi. Rimessa per l'Academy Panormus. Spinta da dietro su Battaglia, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Academy Panormus. Arbitro che ha indicato immediatamente il dischetto e un attimo trovare il rigore in un campo di queste dimensioni. Ci si entra immediatamente, batte Scaffidi, è già tutto pronto. Scaffidi contro Gagliano. Scaffidi, potente centrale, 1-1, tutto in parità subito. La rete del numero 22. Quello che ha fatto gol è tu, ok? Come se non fosse successo nulla. Dunque il pareggio di Scaffidi per l'Academy Panormus. Dietro Graziano per Gagliano. Ancora, di me! Bravo! Dai, in linea, oh! Oltre a un gambino da una parte e dall'altra, Mattia per l'Academy Panormus titolare e Samuele, lato Academy Palermo, in panchina. Da non confondere i due Giordano, entrambi titolari. Occhio intanto a questo pallone dentro! Che occasione per Battaglia. Vicinissima alla rimonta l'Academy Panormus con Mauro Battaglia. Dicevamo per i Giordano titolari, lato Academy Panormus c'è Samuele, mentre lato Academy Palermo
c'è Riccardo. Jordi, non la fare rimbalzare. 1-1 e siamo soltanto al 9° minuto. Ricordiamo che essendo una gara di categoria Under 15 sono 35 minuti per tempo, per un totale di 70, più ovviamente eventuale recupero sia per primo che per secondo tempo. Ce l'hai, diste. Giume, vai via, diste. Gioca l'Academy Palermo, non riesce però a prendere questo pallone con Stagnetta. Qui questa punizione per l'Academy Panormus. Senza successo però questo giro palla. Ovviamente non è l'unica gara in programma quest'oggi per quanto riguarda questo campionato. Ricordiamo che è il campionato Under 15 Elite siciliano, girone A, che ha visto questo pomeriggio la vittoria dell'Athletic Palermo sull'ATF di Palermo per 2-0, vittoria in trasferta della Fortitudo Bagheria 4-1 sul campo del Buon Pastore di Palermo, 4-0 del CUS Palermo sull'Aurora Mazzara, 0-0 tra il Ciaculli di Palermo e il Calcio Sicilia, anche se squadra di Palermo, così come quelle che stiamo vedendo in questo momento, l'Academy Palermo e l'Academy Panormus, 1-1. Domani si chiude il quadro con la sfida tra San Cataldese e Rezzolo Piccolo Terrasini, calcio d'inizio fissato per le ore 10:30. No, è lontano. C'è. Classifica che al momento vede Calcio Sicilia e CUS Palermo in testa a 7 punti, così come l'Academy Panormus che ha questa partita ancora da completare. Quindi in caso di vittoria l'Academy Panormus si andrebbe a prendere la vetta solitaria. Academy Palermo invece che ha conquistato una vittoria e un pareggio, formazione dunque imbattuta nelle prime 2 partite. Con questo risultato salirebbe a 5 punti. Lancio profondo, pallone poi raccolto da Romano. Scaffidi, l'autore del calcio di rigore trasformato. Pallone 2, adesso arriva tutto nella zona di Fiume. Il servizio di Samuele Giordano per il tiro in porta vincente dell'Academy Panormus. Il gol di Battaglia è 2-1. Ci ha provato un paio di minuti fa. Adesso arriva il gol per Mauro Battaglia. Segna stavolta su azione l'Academy Panormus 2-1. Bravo Ale, bravi ragazzi. Cambia ancora una volta il risultato. Non siamo neanche a metà del primo tempo. In un tempo da 35 minuti, la metà è da considerare a 17:30. Ci stiamo arrivando, insomma.
Sponda, Fiume, sombrero e un assist, poi il pallone che rimbalza sul suo viso, lo va a recuperare San Filippo. Servizio lungo la fascia, stavolta sulla corsia Mancina, in travaglio, la mantiene in campo, pallone al centro, sponda involontaria di Battaglia, conclusione da fuori di Fiume, è alta. Bravi raga, bravo, alto! Nonostante il vantaggio acquisito, l'Academy Panormus non resta a guardare. Ha avuto soltanto come situazioni a sfavore il gol del momentaneo 0-1, poi c'è stato un dominio da parte dei giallorossi e adesso, o comunque da pochi minuti, è arrivato anche il vantaggio con i gol di Scaffidi sul rigore e di Battaglia in risposta alla rete di Lopizzo per l'Academy Palermo. Fischia il calcio di punizione. Duri di Palermo, l'arbitro della partita. Timo, più veloce! Ora tu! Per forza di cose saremo un po' costretti a ripetere Loro! il nome della città di Palermo svariate volte. Qui grande filtrante da raggiungere però per Scaffidi. Lopizzo non può più prendere il pallone, lo leva via San Filippo, colpo lieve di testa. Scaffidi lavora anche con il fisico, poi il lancio lungo alla ricerca di Battaglia, l'autore del secondo gol, blocca tutto Gaiano. Battaglia verso Scaffidi, deve controllarla, il pallone in mezzo di testa, libera Trapani, lotta ancora, il pallone però è dei giallorossi, ultimo tocco di Trapani e rimessa Academy Palermo però. E cambio, battuta male per l'arbitro questa rimessa. Situazioni del genere nel calcio giovanile se ne vedono a dismisura. Lancio lungo di Benedetto, Spina anticipato, rimessa però per l'Academy Palermo. Le braccia larghe, 11. È giusta così. Rimessa Academy Palermo, squadra società affiliata con il Sassuolo, mentre il gruppo Panormus, quindi Panormus e Academy Panormus, sono affiliate al Catanzaro, con cui c'è una stretta collaborazione. Tanti giovani sono approdati nella sponda giallorossa, quella della squadra di Serie B. Passo dietro di te, dietro di me. Alfo. Punizione per l'Academy Palermo. Colpo di testa lieve, fermato Riccardo Giordano, è rimessa per l'Academy Panormus prima, adesso l'Academy Palermo, con la sponda provata da Andronaco, controllo di Anselmo, rimessa per l'Academy Panormus. Aspettimo. Chi viene? Chi viene?
Lancio profondissimo e allora ci crede Spina. Spina davanti la porta, il colpo morbido, parata, poi Scaffidi alto. Di controbalzo è sempre difficile, ma l'Academy Palmormos comunque ha avuto la chance del 3-1. Anche Scaffidi ha avuto la chance personale per la sua doppietta che non è arrivata. È stato grandioso l'assist. È rimasto giù però Gaiano, il portiere dell'Academy Palermo. Alzati, basta! Di bene, l'uomo! Spina, l'uomo! Giordano, marcalo! Qualche richiamo da parte Ragazzi, dell'arbitro. non vogliamo l'avversario. Oh, fino alla fine! Prima di consentire la battuta di questa punizione per l'Academy Palermo. Diglielo! La battuta di Falsone in mezzo, la prende Romano. Veloce, forte! Non contento dei suoi, Salvatore Zammetti, l'allenatore degli ospiti. Giocata di Stefano con personalità. Lancio verso Battaglia, prima di lui però c'è la presenza di Graziano. Era quasi riuscito a fare tutto Riccardo Giordano, sia con il movimento senza palla che con la palla, anche con qualche tocco di fortuna. Quando non è pronto c'è la palla ancora in basso, appena la mette su. Rimessa per l'Academy Panormos che prende metri. Fallo e punizione su Spina. Batte Battaglia. Questa punizione due in barriera per l'Academy Palermo, ovvero Riccardo Giordano e Andronaco. Parte Battaglia. È un cross il suo secondo palo, Scaffidi non ci arriva per poco. Comunque soddisfatto lo giudice in panchina. Il rinvio di Gaiano. Di Benedetto colpisce il pallone ma subisce fallo. Un po' di proteste e il richiamo dell'arbitro nei confronti di Lopizzo e poi su Trapani, che ancora non si spiega la motivazione della decisione presa dall'arbitro.
La battuta di San Filippo in mezzo, di testa Scaffidi, poi la conclusione oltre l'incrocio di Capitan Intravaia. Non possono calciare sempre liberi, dobbiamo guardare l'avversario che abbiamo accanto. Ma da lì a calciare solo, calcia, ragazzi. Avversari lasciati soli al tiro. Questo lamenta Zammitti dalla panchina dell'Academy Palermo. Qui è fallo su Riccardo Giordano. Oh, marcare che lo perdiamo sempre! Punizione. No, però non fa la barriera, qua. Mori, vai al limite. Va, qua, vabbè. Ora sali, Mori. Alla battuta Anselmo. Largo, Mori. Tutti 4. ad evitare il fuorigioco. Parte Anselmo, soluzione larga. Non c'è nessuno, però deve recuperare il campo Graziano. Finisce fuori. Fiume sbaglia il controllo, rimessa Academy Palermo. Vorrebbe andare in fretta. E allora Andronaco, anche lui fermato, cercava il fallo da calcio di rigore e soltanto calcio d'angolo. Rimane giù però Andronaco. Mori! No, cosa devi fare il calcio d'angolo? Cosa devi fare? Ah! Simo, stai marcando? Non lo vedo! Si va con la battuta al centro dell'area, con l'uscita provata da Romano. Pallone che esce fuori, rimessa laterale per l'Academy Palermo con Trapani. Meno di 10 alla fine del primo tempo. È sempre 2-1. Scaffidi lotta ancora, non è più sul pallone ma dei compagni. Battaglia. Aspetta il movimento di Spina lungo la fascia, ancora Battaglia. Ultimo tocco il suo, non per colpa sua però. Rimessa Academy Palermo. E cambio. Ha preso un po' di metri Andronaco. E allora, di nuovo in proiezione offensiva, la squadra di Salvolo Giudice, rimessa lunga di Samuele Giordano. Scaffidi, cross in mezzo, di testa. La chiusura per una nuova rimessa laterale. Fatto terminare subito l'azione l'Academy Palermo. Rimessa lunga, in mezzo Samuele Giordano, sempre a cercare Scaffidi. Fallo ed è punizione per l'Academy Panormus. Batte Spina, il vice capitano. Pallone in mezzo, di testa, allontanato. Rimangono avanti i giallorossi, va a battere San Filippo. Pallone basso verso Di Benedetto, anche lui. San Filippo batte male il fallo laterale. Entrambe le mani devono stare nel punto di partenza, visibilmente dietro la nuca. Diciamo che questa regola non viene molto rispettata. Anselmo se ne va, ma l'arbitro fa terminare l'avanzata dell'Academy Palermo in anticipo. Ci parla Lopizio con l'arbitro assieme ad Anselmo.
poi sali. Si parte da un fallo laterale per l'Academy Panormus. Chiude Anselmo. Mister, vogliamo giocare oppure ti stiamo guardando? Vai a giocare! Di Stefano la alza, la fa arrivare a Spina, controllo dentro l'area, ne esce fuori, poi va a conquistare il calcio d'angolo. Già si scalda Lovoi a bordo campo, lato Academy Panormus, calcio d'angolo. Con la battuta corta di Battaglia, uno schema, il destro di Scaffidi, alto. Sempre pericoloso. Alessio Scaffidi, che dalla struttura fisica non sembra un classe 2011 come tantissimi ragazzi in campo in questo momento. Ricordiamo che questa categoria fanno parte i 2011 e i 2012. Avanti l'Academy Panormus, Battaglia smanacciata, poi Scaffidi di testa sotto porta, non può sbagliare. 3-1, doppietta per lui, l'ha sfiorata un paio di volte prima di questo gol. Facile facile a battere Gaiano. Oh! Giochiamo. Ok, di te. Doppietta per Scaffidi, anche per lui gol su azione, perché il primo realizzato dal dischetto entro i primi 10 minuti di partita. Academy Palermo prova a rispondere, non si fa vedere da un po' dalle parti di Romano, conclusione ribattuta ad Anselmo, altro tentativo, niente da fare. Pallone mantenuto in campo, ancora Anselmo, pressione di Scaffidi, poi c'è il fischio dell'arbitro e qui c'è la punizione per l'Academy Palermo. Raga, non dobbiamo regalare punizioni, raga! Che adesso prova a conquistare qualcosa. Occhio alla marcatura! Marcare lì! Dite chi? Ne è uno solo, dite! Ne è uno solo! Batte Graziano. Il suo destro è verso la porta centrale per Romano. Subito servito Scaffidi. Non evita Graziano che lascia lì la gamba, lascia lì il tacco. Si continua a giocare. Graziano, Scaffidi stavolta vince il duello e allora 1-1 tra i due. Filtrante verso Battaglia che corre tanto, la prende alla fine Gaiano, fischia l'arbitro, parla con Battaglia. Contro Falsone il duello. Alpo, posizione, Alpo, vanno lungo. Pallone consegnato direttamente dall'arbitro a Gaiano, il portiere dell'Academy Palermo. Poco meno di 2,5 più recupero. Senza fallo! Anselmo Senza fallo! Sì! da quelle parti verso Trapani Senza fallo, bravo! a prendersi la rimessa però è l'Academy Panormus. Chiedi dov'è e piedi per terra! No, alzati, di te! Alzati! La rimessa è lunga, di testa alla sponda di Scaffidi. Pallone che arriva dalle parti di San Filippo, che ricomincia da Romano. Rischia tanto in fase di impostazione l'Academy Panormus. Se l'Academy Panormo che stavolta si attacca, ma posizione di fuorigioco. Ancora, senza fallo!
si fa trovare. Graziano 1-2, passaggio che però arriva a Samuele Giordano, cerca di passare Lopizzo, la ruleta da terra, lotta 3 a circondarlo. Anselmo allarga, lancio lungo in piena area di rigore, doppio tocco, esce Romano ad anticipare Riccardo Giordano. Ancora l'Academy Palermo, Stagnitta, nessun aggancio felice di Andronaco, si prende la rimessa anche lui, la batte lungo linea, Riccardo Giordano esce, sì. Chi è che ha rinviato su? Scambio che funziona, occhio al rischio di autogol per Di Stefano, praticamente un tiro in porta ma nella porta sbagliata, con la punta ci è arrivato il numero 6 dell'Academy Panormus, pallone lasciato al limite dell'area, controllo di Stagnitta, adesso va con la conclusione Lopizzo, nulla di che, un minuto di recupero che è già partito. Andiamo lungo Per questo finale di primo tempo. Scappi, allargati te la fai da... Scappini, allargati! Nel secondo si andrà oltre il 70°. Vantaggio! Si continua a giocare nonostante questa manata di Graziano. Scaffidi prova a metterla dentro e calcio d'angolo. Rimaniamo, rimani. Beh, va al limite. Batte dalla bandierina Maurizio Battaglia, va adesso sul primo palo, di testa il colpo voluto da Intravaglia, c'è ancora Scaffidi a terra, si cerca di riconquistare il pallone, di testa di Benedetto, allontana Falsone e l'arbitro manda tutti al riposo. Finisce il primo tempo 3-1, Academy Panormus sull'Academy Palermo. Lopizzo porta avanti gli ospiti, poi Scaffidi segna una doppietta, il primo gol su calcio di rigore. In mezzo alle sue due reti c'è stata quella di Battaglia con l'Academy Panormus che si è ripresa subito. Piccola pausa e poi torniamo per i secondi 35 minuti. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di
qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono sentito una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi
Sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene, penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Batta, sali, aspetta. Vai laterale. Vai da spina, Batta, vai da spina. È iniziato il secondo tempo di Academy Panormus Academy Palermo. Siamo nella terza giornata del girone A del campionato Under 15 Elite siciliano. 3-1 il parziale, con l'Academy Palermo che è passata avanti grazie a Lopizzo. Poi l'Academy Panormus ha avuto la sua solita reazione e ha rimontato il match con la doppietta di Scaffidi, il primo dei 2 gol su calcio di rigore. In mezzo c'è stato quello segnato da Battaglia, nessun cambio all'intervallo. Tra poco il recap degli 11 per parte in campo. Qui c'è un calcio di punizione per l'Academy Panormus con Battaglia sulla punta di battuta, parte il suo destro morbido al centro, pallone messo quasi in fallo laterale perché è andato a riprendere Lopizzo. Dunque Academy Panormus con Romano in porta, poi Samuele Giordano, San Filippo, Fiume, Mattia Gambino, Di Stefano, Di Benedetto, Intravaglia, Battaglia, Spina e Scaffidi. A disposizione in panchina per Salvo lo giudice c'è Biondo per la porta, poi Isgro, Ferrano, Traina, Lovoi, Mariolo, Melia, Zito e Campagna. Risponde l'Academy Palermo con Gaiano in porta, poi Andronaco, Anselmo, Cinà, Falzone, Gennaro, Riccardo Giordano, Graziano, Lopizzo, Stagnitta e Trapani. A disposizione in panchina per Salvatore Zammitti ci sono Calderone per la porta, poi Bernardo, Cordaro, Costa, Fuxa, Samuele Gambino, Pedivellano e Pisano. L'arbitro del match è Giovanni Duri della sezione di Palermo. Calma. Orientiamoci lì, ragazzi. Tu sei. Clima sereno oggi a Palermo. Ricordiamo che questo è il campo di Villa Sant'Alfonso. Academy Palermo che va avanti, si accentra, cerca un calcio di rigore con Riccardo Giordano. L'arbitro è ben posizionato, segnala esplicitamente che non c'è nulla. Grande azione di Battaglia, finisce giù, vorrebbe anche lui il calcio di rigore dopo averla controllata con il tacco. Simulazione per l'arbitro. Che va a dare anche un'occhiata alle sue condizioni. Signore, cos'è? È punizione? Mi deve dare la palla con le mani lei. Certo. Mobilo. Si prende la rimessa laterale Mattia Gambino. La mantiene in campo Spina, finisce giù. Il vice capitano dei giallorossi, Academy Panormus in maglia giallorossa, in maglia bianca-azzurra l'Academy Palermo. Calmo. Quindi, Panormus, vecchio nome della città di Palermo, dunque derby cittadino abbastanza stretto. Pallone direttamente in porta, o quasi, punizione che stava per beffare Gaiano. Il pallone profondo di Cinà, va a recuperare l'Academy Panormus
Battaglia in fascia, c'è anche Spina, cross in mezzo, libera l'area Trapani anche da terra, prova a ricominciare l'Academy Panormus, ma tiene palla Lopizzo, l'autore del gol dell'Academy Palermo, e fallo commesso da Di Stefano, punizione per gli ospiti. Quando siamo al sesto della ripresa si arriverà fino e anche oltre al 70°, dato che sono, lo ricordiamo, 35 minuti per tempo nella categoria Under 15. La punizione di Trapani, nuova proposta, si continua con il passaggio di Trapani verso Gennaro, l'arbitro fischia fallo. Calcio di punizione per l'Academy Panormus, cambio per l'Academy Palermo con l'ingresso in campo di Samuele Gambino, esce Gennaro. Primo cambio della partita, primo cambio per l'Academy Palermo. Non c'è un limite nelle partite tra squadre giovanili. Academy Palermo che però ha una riserva in meno rispetto all'Academy Panormus. L'Academy Panormus ne ha 9, l'Academy Palermo ne ha 8. Tu non devi andare dietro, tu devi stare vicino, era tua. Grande giocata tra le linee di Intravaglia, si prende il calcio di punizione. Il capitano dei giallorossi. Ale! Allora Spina. Nino! Vai da quella! Vai da quella! Battaglia! Rimani al limite! 2 in barriera per Gaiano. Pronto a battere Simone Spina. Oh, Il buona! suo un cross, colpo di testa, poi il colpo sotto porta del 4-1 per l'Academy Panormus. La sponda in mezzo e il gol segnato dalla squadra di Lo Giudice, il colpo vincente Signore, cambio. da parte di Antonino Fiume. Cambio pronto per l'Academy Panormus, fresca di gol Signore, cambio, signore. Esce 7. segnato da Fiume. 16. Esce Di Benedetto, entra Lovoi. Continuiamo. Prima mossa anche per Lo Giudice, effettuata dopo il gol di Fiume, Dove siamo? Fiume e Ponte. quello del 4-1. Ehi. 8. Aiuto, la Ponte. Rimessa in mezzo, controllo e tiro in acrobazia. Provato, c'è calcio di rigore. Colpo con la mano nella fase di acrobazia effettuata da Riccardo Giordano. Rigore per l'Academy Palermo. Qualcuno ce l'ha con Battaglia, che viene allontanato da Intravaglia. Fatto sta che c'è un calcio di rigore per l'Academy Palermo. Cartellino giallo per il portiere Gaiano. Qualche protesta? Dal dischetto Vacina per cercare di riaprire questa partita che ha già visto 5 gol in poco più di 40 minuti
complessivi giocati. Cina contro il portiere, il gol dell'Academy Palermo. Ovviamente è stato ammonito Romano, il gol di Cina su di rigore 4-2. Giochiamo tranquilli, non devi fare vedere il duello, ok? Viste? Ma tu devi andare subito. Anzi, lo devi mettere prima da davanti, come abbiamo detto. Entra, Lobo, sali, Lobo. Anche l'Academy Palermo segna dal dischetto. Rigore trasformato anche per Scaffidi dell'Academy Palermus in occasione del momentaneo 1-1. Academy Palermo che adesso prepara il secondo cambio della propria partita. Entrerà Pedivellano e ci siamo. Entra 15, esce 3. Entra Pedivellano, esce Stagnetta. Secondo cambio per Salvatore Zammitti. Signori, uno in piedi. Rimessa Academy Palermo che vorrebbe crederci per recuperare questa partita. Al pareggio ne mancano 2 di gol da segnare. L'Academy Panormus c'è e infatti Scaffidi lancia Spina, Bravi raga, bravi! Alpo, ma non c'è sempre. alcun calcio d'angolo. Ale, devi partire dal centro o devi partire dallo spigolo, Ale! Da lì devi partire! Rimessa Academy Palermo con Andronaco. Colpo di tacco voluto da Cina, l'autore del 4-2. Rimessa Academy Palermo. Verso il centro dell'area, occhio alla chance, occhio a un'altra conclusione, sempre con Anselmo a provarci, ribattuta, nuova proposta di Trapani, oltre la traversa, mettere qualche brivido a Romano. Attaccati. Davanti. Diciamo dietro. Si continua a giocare. Lancio profondo, Scaffidi non la può controllare, rimane però in area ugualmente, ancora Scaffidi, se la porta verso la linea di fondo, suola dietro verso Battaglia che cade, calcio di punizione a circondare l'area di rigore. Il giudice prepara un cambio, entrerà Campagna tra poco. Sarà la seconda mossa dalla panchina dell'Academy Panormus. Prima questo calcio di punizione con Battaglia sul punto di battuta, 2 in barriera per l'Academy Palermo, ovvero Andronaco e Riccardo Giordano. Non ti fare marcare! Parte Battaglia sulla barriera, si cerca un tocco con il braccio avversario per un eventuale calcio di rigore, scivolata pulita di Mattia Gambino, rimessa subito battuta con Lopizzo che lotta, c'è fallo commesso proprio
dal giocatore dell'Academy Palermo. Si chiama il cambio a bordo campo per l'Academy Panormus. Si va, sì, con l'ingresso in campo di Campagna. Esce l'8, signore. Esce 8. Esce in Travaia. Entra 20. Aspetta, devo uscire. Dove ce l'hai la cosa? Dove ce l'hai? Giordano! Signore, anche noi. Esce 11. Cambio anche nell'Academy Palermo. Esce Riccardo Giordano. Entra Pisano. Dunque seconda mossa per lo giudice, terza per Zammitti. Punizione Academy Panormus. Lo Voi ha cercato di mantenerla in campo, ok, però c'è la rimessa laterale. Battuta, anticipato Scaffidi, c'è prima di tutti Andronaco. Dentro l'area, fatti vedere. La rimessa sarà lunga verso l'area piccola, presumibilmente. Sì, siamo lì. Colpo di testa di Anselmo. Poi il mancino al volo con deviazione. Scappare! Parato Scappare! da Gaiano. Via. Di testa chiude San Filippo. La rimessa laterale di Andronaco. Si cerca un traversone, rischia qualcosa. Di Stefano, colpo di testa sull'esterno della rete. Sarà calcio d'angolo per l'Academy Palermo, Vieni, Andro. che continua Trapani, uno addosso. a esserci. Arbitro che richiama la panchina dell'Academy Panormus per l'utilizzo del telefono. Causa chiamata, colpo di testa anche con il rischio di farsi male seriamente. A terra un giocatore dell'Academy Palermo che si è scontrato con Campagna, che appena entrato fa fallo per l'arbitro e allora calcio di rigore. Un altro per l'Academy Palermo, che adesso ha la possibilità di accorciare ancora, passare eventualmente sul 4-3. E quasi sicuramente batterà Cinà perché è pronto, ma prima si deve soccorrere Falsone, il capitano dell'Academy Palermo, che ha ricevuto il colpo, si è sacrificato. E allora calcio di rigore, il terzo della partita, il secondo per l'Academy Palermo, che in questo momento è in 10 uomini perché Falsone si è fatto male. Ma c'è il tiro dal dischetto, allora batte Cina, il 4-3 è suo, doppietta, entrambi i suoi gol sul calcio di rigore. La partita è vivissima con l'Academy Palermo che crede ancora nella rimonta. 4-3, Cina. Cambio Academy Palermo con l'uscita di Trapani, l'ingresso di Costa. Rientra in campo Falsone. E allora 4-3. All'Academy Panormus potrebbe bastare un solo gol in più per poterla chiudere, per far spegnere le speranze all'Academy Palermo. Lanciato Scaffidi, si chiedono i suoi gol, passaggio
sbagliato in mezzo, il tiro alto di Battaglia, qui lui la poteva chiudere, invece no. Occasione Academy Panormus davanti la porta, il tiro alto di Battaglia, si continua a giocare, Scaffidi avanza, si accentra, chiusura che va fuori. Ale, giocala con Peppe. Rimessa Academy Panormus. Oh, Ale, Da San Filippo. Dentro l'area la tieni, che ti fa fallo, Ale. Rimessa lunga, controllo con il petto, poi il tiro di Scaffidi che non fa tanti metri in profondità, la recupera l'Academy Palermo con il passaggio di Anselmo. Si è cercato un altro servizio per raggiungere Anselmo, fortunato lo Pizzo, finisce giù Cina, lui che ha trasformato 2 rigori su 2 questo pomeriggio. Scaffi di lotta, doppio rimpallo, la riprende Battaglia, in fascia il grande intervento a chiudere degli ospiti con Andronaco, poi fallo subito dal subentrato Pisano, calcio di punizione per l'Academy Palermo. Tante proteste, ma ancora nessun giallo estratto tra i giocatori di movimento. Fuori gioco, Giordano, devi salire. Pallone in profondità verso Campagna, finisce fuori. Tito. Tra poco entrerà Zito. L'Academy Panormus, sarà questa la terza mossa di Lo Giudice. Scontro con il fallo di San Filippo ammonito per questo intervento sullo Pizzo. Non devi intervenire con il giocattolo. L'ho detto dopo il cartellino era esagerato, che sembra che viene a parlare. Maestro. Entrerà anche Ferrano. Dai, signore, c'è il cambio, signore. Però dico, lo sente, Nell'Academy non l'ha visto ma l'ha sentito. Dico, Panormus. Dentro dunque Ferrano e Zito. Mister, io lo dici ma l'ha sentito che ha detto. Giordano, vieni. Mister, vi faccio una cortesia. Non ci si metta anche. Giordano e Battaglia. Escono Samuele Giordano e Battaglia. Nel mezzo questa discussione tra i due allenatori. Non mi deve dire che 9 e 14. Mister. Dico. Mister, cortesemente c'entra. Ma no. Mister, gentilmente. No. Mister, no, 2. Signori, non vi mettete anche voi. Per favore, grazie. Si riprende con questa punizione per l'Academy Palermo, la battuta di Pedivellano, pallone che raggiunge Anselmo, pressato da Lovoi, allora recupera Scaffidi, scivolata pulitissima di Falzone, applaudito dai presenti
qui a Villa Sant'Alfonso. Avanti campagna, filtrante per Scafidi, davanti la porta, calcia debolmente. Portatela dentro! Troppa fretta per Alessio Scafidi. Oh, la spinta! Scivolata molto pericolosa, quella di Andronaco. L'arbitro possa entrare. Viene chiesto l'aiuto. Dalla panchina. Classico spray sulla caviglia. E a quello lo ammonisce per il colpo di testa. Mister! È la seconda volta, mister, la seconda. Ora l'abbiamo sentito, giusto? Va qua, prendi questo! Costretto a uscire fuori momentaneamente Fiume. Zitto! Punizione. Fai fare a loro i maleducati, come si fa? Signore! 65. Oh, ci sei o no? La battuta di San Filippo. Signore! Sempre possesso dell'Academy Panormus. Scafidi rientra, destra in mezzo con i pugni del portiere contro Campagna che era a 2 passi. Peppe! Rilancio da fondo, controllo di Zito, finisce giù. Andronaco, il giudice prepara la quinta mossa, tra poco entrerà Melia. Enzo, cambio! Signore, cambio! Vieni Di Stefano! Si va adesso con l'uscita di Di Stefano Esce 6! per l'ingresso Entra 18! di Melia. Quinto cambio dell'Academy Panormus. Ne ha fatti 4 invece l'Academy Palermo. Rimessa laterale Academy Panormus con la svirgolata nel rilancio di Pedivellano. Subisce fallo. Senza fallo, Zito! 7 alla fine più recupero. Tutto aperto. Dopo il 4-3 però l'Academy Palermo ha avuto meno chance per segnare ancora. 4-2 e 4-3 che sono arrivati su calcio di rigore. Senza fare falli, raga! Cerca di difendersi l'Academy Panormus, pallone al centro, colpo di testa all'indietro, lo va a prendere Romano. Che rinvia in fretta anche per questioni di regolamento. Da terra riesce a colpirla Pisano, la colpisce male San Filippo, invece è sempre però dei suoi. Entrambe le squadre poi sbagliano il passaggio per rinviarle, allora Academy Palermo. Pallone per Lopizzo che rientra, doppio rimpallo, la recuperano i giallorossi, non c'è molto spazio, con calma. Costa, errori da una parte e dall'altra, adesso Fiume con più ordine, l'Academy Panormus, c'è spazio con la corsa, palla al piede, scivolata regolare nei confronti di Spina,
Allora tutto da capo, Mattia Gambino. Non c'è fallo di Spina che va avanti, passaggio per Zito in mezzo, deviazione in angolo di Gaiano. Calcio d'angolo comunque per l'Academy Panormus. Marcatura uomo in area, pallone in mezzo, svirgolano tutti e alla fine il gol arriva, il colpo di testa del 5-3. Adesso questa partita si può definire chiusa con il colpo dalla panchina di Campagna, la mossa vincente di Lo Giudice, 5-3. Il colpo probabilmente del KO per l'Academy Palermo. Il 5-3 di Campagna. Che rimette la situazione sul +2 per l'Academy Panormus. La gioia di tutta la panchina giallorossa al momento del colpo in porta del numero 20 Academy Palermo, che invece prepara un altro cambio. Entrerà Bennardo. Qui si muove Lovoi, serve al centro, Scaffidi di potenza, la tripletta personale di Scaffidi per il 6-3 dell'Academy Panormus. Controllo e tira al volo, Scaffidi segna ancora sia lui che la propria squadra in questo finale di partita in cui tutto stava diventando più incerto. Cambio Academy Palermo con l'ingresso di Bennardo. Ed è standing ovation per Scaffidi, tripletta per lui, esce dal campo, entra al suo posto Mariolo. Nell'Academy Palermo invece, come dicevamo, è entrato Bennardo, è uscito Graziano. 6-3 invece il punteggio, 9 gol nel totale, 3 ne ha fatti Scaffidi. Ok, rimani Ferrano! Rimani! Battilo tu, lo vuoi? Che ha concluso la propria partita. Finale di match più spensierato per giallorossi, che così puntano a mantenere la vetta della classifica. Calcio di punizione conquistato dalla squadra di Lo Giudice. Zito! Digli che batte Zito! Lo Giudice vorrebbe Zito alla battuta. Simone! Giocatore a terra, allora si chiede l'intervento della panchina. Dai una mano dietro. Oh, ascolta. Vieni, traina. Si rialza Melia. Non spingere più. Lo Giudice prepara la settima mossa con l'ingresso di Traina. Vieni, Nino. C'è il cambio con l'ingresso di Traina. A uscire è Fiume. L'autore del gol è del momentaneo 4-1. Dentro per questo finale Traina.
Soltanto Biondo e Isgro non sono entrati nell'Academy Panormus. Biondo è il secondo portiere. 7 mosse su 9 disponibili per l'Academy Panormus dalla panchina. Intanto c'è Lovoi fuori dal campo. Qui la punizione diretta quasi in porta da parte di Zito. Rientra in campo Lovoi, dunque 11 più i cambi, ovviamente sempre 11 in campo contro 11, parità numerica ristabilita. Ci saranno 5 minuti di recupero nonostante il 6-3 come risultato parziale. Si continua comunque a produrre azioni. Qui il mancino debole di Anselmo, tra i migliori in campo lato Academy Palermo. Mandalo! Come arriva dietro? Melia in mezzo a 2. Una mano, Pe! Si giocherà comunque fino al 75esimo. Lanciato Anselmo vicino alla zona della bandierina, la mantiene fino in fondo, poi il cross respinto da Mattia Gambino. Rimessa laterale, in mezzo non c'è nessuno, lato primo palo. Lopizio fermato e allora riparte l'Academy Panormus con il passaggio alla ricerca di Melia. Largo, va bene, bravo. finisce fuori. Cos'è? Cambio battuta. No, fai battere petto, che fai, Campa? Battila tu, senza alzare i piedi. Chiedigli dov'è, non ti farà morire. Cambio per l'Academy Palermo. Entra Cordaro. Esce Cina. Doppietta per lui oggi. Entrambi gol su calcio di rigore, però non stanno bastando. Spazio per questo finale per Cordaro. Ma chi è avanti? Anto! Rimessa in mezzo. Pallone alla fine spazzato. San Filippo, chiusura di Costa. Prima uno che rimane. Oh, tutti su! Zitto, sei ammonito, zitto! La fa passare Andronaco, lancio lungo che taglia il campo. Samuele Gambino rincorre, lotta assieme a Spina. Spina alla meglio assieme ai suoi compagni dell'Academy Panormus. Fallo fischiato però, e allora punizione Academy Palermo. Ricordiamo che siamo nel tempo di recupero, dato che abbiamo sorpassato di gran lunga il 70esimo. Punizione Academy Palermo. Due in barriera. Battuta larga. Di testa allontanano i giallorossi che ripartono. La sponda utile di Mariolo. Passaggio allargato di Melia. Contribuiscono tutti con Zito e Lovoi a proporsi a destra. Rimessa laterale. Riceve Mariolo. Prova ad allungarsi alla Lovoi. Ancora Mariolo. Lovoi. Pressione di Andronaco. Si travolge anche la bandierina del calcio d'angolo. L'arbitro alla fine fischia un
calcio di punizione. Sembra un calcio d'angolo, ma in realtà è un calcio di punizione. Vabbè, vai in aria, vai in aria. Siamo poco più avanti della zona delle corner. 2 in barriera, infatti. La battuta in mezzo, non c'è nessuno dall'altro lato. Non è che va fuori. Vai, ormai lui, vai tu, Anto. Ma tutto senza problemi per l'Academy Panormus. Siamo nel sesto di recupero. Tant'è che l'arbitro fischia adesso la fine. 6-3 dell'Academy Panormus sull'Academy Palermo in questo derby cittadino. Tanti gol, ben 9 per la vittoria dell'Academy Panormus, che ha subito lo svantaggio, il gol di Lopizzo, poi la rimonta di Scaffidi con 2 gol da parte sua, uno su calcio di rigore, in mezzo la rete di Battaglia, poi il 4-1 di Fiume. Accorcia l'Academy Palermo con 2 calci di rigore trasformati entrambi da Cina, ma Campagna sigla il gol del 5-3, 6-3 di Scaffidi, che fa tripletta e si porta il pallone a casa. Vittoria dunque per l'Academy Panormus. È tutto da Villa Sant'Alfonso, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci e alla prossima.